2 miliardi di spettatori nei 5 continenti, 2 miliardi di dollari fra commerci, incassi, diritti, pubblicità e annessi. Nel tardo pomeriggio di oggi, proprio alle 5 della sera, prende il via il più grande spettacolo del mondo, almeno per il 1982, il Mundial di Spagna. Molto splendore, ma non tutto. Infelice per esempio l'idea di vendere buona parte dei biglietti solo a chi si impegna a fare un soggiorno turistico a prezzo carissimo. Alla cerimonia di apertura, il re di Spagna Juan Carlos, lancio di miriade di palloncini, 2000 bambini vestiti di bianco che formeranno un simbolo vivente della pace, la colomba di Picasso. Gli inglesi non vedranno nulla di tutto ciò in televisione per non essere costretti poi a vedere gli argentini nella partita di esordio. Gli argentini vedranno invece, ma con un orecchio alla radio per sentire cosa fanno altri inglesi, quelli delle Malvine. Solo in semifinale potrebbe ipoteticamente trovarsi di fronte e l'Argentina e l'Inghilterra del pianeta pallone. In questo caso nessuno, almeno a quanto si dice finora, si tirerebbe indietro e giocherebbero. Ma il discorso va troppo lontano, noi facciamo cronaca dei fatti. Oggi dunque alle 20, Argentina campione del mondo contro Belgio detto spauracchio d'Europa. Gente molto dura da entrambe le parti. Ecco due dei più rappresentativi. Diego Maradona, superstella mondiale, valore 15 miliardi, giostra nella sua nuova città adottiva, il Barcellona, e dall'altra parte nelle file del Belgio Koelemans, detto il cavallone pazzo.